appuntamenti di giovedì 13 agosto. Nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi di Genova c'è l'inaugurazione della mostra fotografica dedicata alla vicenda del Ponte Morandi, il crollo, il dolore della comunità, la ricostruzione e il processo. La organizza l'Associazione Ligure dei giornalisti insieme all'Ordine, appuntamento alle 17:30. Visita guidata al trittico fiammingo di Sant'Andrea nella chiesa di San Lorenzo della Costa, Santa Margherita Ligure, inizio alle 17:45. Sul sagrato della Basilica dei Fieschi di Cogolno c'è la 45esima edizione della Dio du Fantin, la rievocazione della Dio al celibato del Conto Pizzo Fiesco, dalle 18 la sagra del contado con antichi mestieri e sapori, dalle 20 il corteo storico e la rievocazione. 49esima sagra del minestrone della Croce Verde, il Sesti Levante alle 19:30 nella centralissima Piazza Matteotti sarà protagonista il celebre piatto affiancato da altre specialità locali. Tornano le serate di ballo liscio a Villa Rocca di Chiavari, dalle 21 suona l'orchestra Enrico Roseto. Nel cortile di Palazzo Ducale a Genova c'è il concerto del pianista e compositore Dario Bonuccelli che porta la prima esecuzione assoluta della danza notturna, fa parte della 12esima edizione dei notturni en plein air, inizio alle 21. Al via la 44esima edizione del Festival estivo di musica da camera Sesti Levante organizzato dall'associazione musicale Ars Antiqua. Alle 21:15 al convento dell'Annunziata c'è Jeu de et d'amour con il flautista Giuseppe Nova e l'arpista Elena Piva. In piazza San Pietro a Borgio Verezzi c'è la prima dello spettacolo rosso veneziano Goldoni vs Vivaldi, testo e regia di Mauro Canova, inizio alle 21:30, fa parte del 60° Festival teatrale di Borgio Verezzi. Nella chiesa di San Siro a Santa Margherita Ligure c'è il concerto dei partecipanti al corso di alto perfezionamento di flauto del maestro Maurizio Valentini a cura dell'associazione Musica Amica, inizio alle 21:30.